Buongiorno da Focus a TG. Ancora ladri scatenati in tutte le nostre province. A Isola Vicentina una banda di predoni è stata inseguita dalla polizia, ha mollato l'auto ed è scappata per i campi. Ci racconta tutti i particolari Luisa Bertini con Simone Squarcina per la parte tecnica. A te, Luisa. I nostri ospiti per essere qui, il comandante della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Achille Costa e il sindaco di Isola Vicentina Enrico Gonzo. Perché? Perché ieri c'è stata un'importante operazione, un'importante attività da parte degli agenti della Polizia Locale proprio all'inseguimento di quello che si ipotizza sia una banda di predoni in un periodo come questo in cui i furti in abitazione sono molto frequenti. Come è andata? Cosa è successo? Innanzitutto devo elogiare i miei agenti che, insospettiti della circolazione di un'autovettura, si sono messi a studiarla per poi recepire che questa autovettura si comportava in una certa maniera. Quando gli occupanti si sono accorti effettivamente di essere seguiti, hanno subito dato l'atteggiamento della fuga. C'è stato un inseguimento iniziato a Caldogno, nel territorio comunale di Caldogno, e poi è finito nel confine con Isola Vicentina. Qui gli occupanti, avendo avuto qualche centinaio di metri di vantaggio, sono scesi, hanno, come dire, prelevato zaino piuttosto che indumenti che si presume, noi siamo nel campo ancora delle ipotesi, contenessero strumenti da scasso, perché l'orario, diciamo, era quello ipotizzato. Si sono allontanati a piedi. Vorrei fare una premessa su questo. Noi, conoscendo un po' la situazione, abbiamo cercato di accavallare i due turni per avere più personale nelle ore che purtroppo gli predatori, diciamo, in abitazione si muovono. Ecco. L'autovettura comunque è sotto sequestro per violazioni amministrative. Attualmente sono in corso indagini per capire la provenienza delle persone a bordo piuttosto che il veicolo. Ecco, quindi l'avete sentito, indagini ancora in corso, ma il problema è un problema persistente un po' in tutti i comuni, quelli dei furti in abitazione. Come vi state muovendo, che tipo di segnalazioni avete avuto e quanto è importante la prevenzione, come appunto quella del controllo territoriale che effettua la Polizia Locale? Sì, intanto anch'io mi complimento con le operazioni della Polizia Locale, che ha saputo mettere a segno anche questo importante segnale per i malviventi, per far capire che il territorio è pattugliato. Abbiamo chiesto anche al comandante della stazione di Malio dei Carabinieri di implementare ulteriori turni e soprattutto nelle ore dell'imbrunire, che sono quelle tipiche in cui i malviventi cercano di impadronirsi delle case. E succede sempre più spesso che ci siano segnalazioni, anche se nell'ultimo periodo, lo dico sottovoce, i numeri ci dimostrano che l'attività di prevenzione sul territorio è attiva e quindi anche le segnalazioni diminuiscono. Tuttavia, proprio per questo la guardia non deve essere abbassata, l'attività delle polizie locali e dei carabinieri è intensa, questo lo riconoscono anche i cittadini che ce lo segnalano, ci segnalano anche le cose buone e quindi l'attività non deve interrompersi. Sappiamo che i malviventi hanno sempre nuovi metodi per agire, anche per truffare, sappiamo anche di tentativi di truffa durante il giorno a danno degli anziani, qui si rinnova l'invito a essere attenti e prudenti anche rispetto a questi eventi. Naturalmente l'attività non deve rallentare, anzi deve continuare in questo senso, quindi grazie ancora all'operazione della Polizia Locale che ha saputo intervenire prontamente e a dimostrazione anche del fatto che comunque gli investimenti che stiamo portando avanti anche come sindaci su Caldogno e su Isola Vicentina come Unione, insomma, stanno dando i loro frutti. Ecco, l'avete sentita, le indagini sono ancora in corso. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi e restituisco la linea allo studio. Grazie da Isola Vicentina. Adesso andiamo invece a Romano del Silino da Vanessa Banzato con Andrea Benetti, perché ancora ladri in azione, svuotate case in pochi minuti, la rabbia, l'esasperazione dei cittadini. A te, Vanessa.
Buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Ladri scatenati in tutto il territorio. Noi ci troviamo nella frazione di Romano Dezzelino, San Giacomo nello specifico, dove almeno 3 vie, tra le vie Risorgimento, 2 giugno e 4 novembre, i ladri hanno battuto a raffica tutte le abitazioni, tra colpi riusciti e colpi tentati. Soltanto a Marostica, pensate, in una manciata di minuti, in pieno centro, in un'abitazione in pieno centro, sono riusciti a entrare. Molto probabilmente stavano tenendo d'occhio la residente, la proprietaria della casa, perché in pochissimo tempo sono entrati, hanno arraffato tutti i gioielli di famiglia. Tra l'altro anche l'anziana mamma era mancata da pochissimo tempo, quindi c'era la proprietaria che aveva tutti gli ori, i gioielli e gli orologi preziosi, una cosa come 60.000 euro di preziosi custoditi in casa, ed è sparito tutto in una manciata di secondi, così come sta succedendo in queste sere, nei tardi pomeriggi, anche perché agiscono anche attorno alle 17 del giorno, quindi davvero incuranti della presenza o meno di persone. E come ci conferma tra l'altro una delle residenti, Francesca Zaccaria, lei ha sentito di questi colpi continui attorno a casa sua e davvero siete esasperati. La preoccupazione è tanta. Lei ha detto: ancora noi fortunatamente non siamo stati visitati dai ladri, ma c'è tanta paura. Esatto, sono d'accordo, come dice lei c'è paura perché appunto sente l'episodio vicino a casa e si spera sempre che non capiti nelle proprie abitazioni. E la paura più grande sì è quella di tornare a casa, perché da sentito dire agiscono quando i proprietari non ci sono, e quindi si è sempre un po' di terrore nel tornare a casa, quando dovrebbe essere il contrario, cioè devo sentirmi sicura di arrivare a casa mia. Tra l'altro lei dice: io mi barrico letteralmente in casa quando sono da sola. Esatto, avendo anche una bambina piccola tendo sempre a stare dentro casa, a uscire il meno possibile e soprattutto tenere tutto chiuso e con le luci accese. Se lascio la tapparella leggermente alzata, sempre la luce accesa, in modo tale che capiscano che c'è qualcuno in casa. Come ci si può difendere? Lei ha parlato di questi stratagemmi che magari si possono utilizzare, ma di cosa c'è bisogno? Di cosa ha bisogno la gente? Sicuramente anche di una sicurezza magari forse più presente, però è sempre un po' un terno al lotto, perché sì, oppure come dicevo prima, magari di tenere le luci accese e stare sempre più in allerta. Tra l'altro in diversi comuni del comprensorio, soprattutto in questo ultimo periodo, stanno partendo quelli che vengono chiamati controlli di vicinato, ovvero un'allerta sempre maggiore da parte di chi vive in determinate zone. Si butta l'occhio nella casa del vicino, si guarda, si controlla se c'è un'auto sospetta. Questo può aiutare. Certo, si fa forza del vicinato, bisogna conoscersi, aiutarsi e essere presenti l'uno per l'altro, insomma, così magari cerchiamo di stoppare questa cosa, questi furti continui. Tra l'altro abbiamo sentito, direttore, anche diverse persone che dicono: mai come in questo periodo, come quest'anno, siamo stati davvero tartassati da questi episodi, questi raid di ladri in abitazione. Per il momento da Romano Dezzelino, San Giacomo per l'esattezza, è tutto. Ti ricedo la linea. Grazie molte a te e alla tua ospite. Intanto vediamo anche in provincia, nel lato vicentino, a Marostica, in una zona non lontana dalle sponde dell'Onghella, ondata di furti anche in quartieri densamente abitati. Anche la tranquillità della zona residenziale di via 20 Settembre a Marostica è stata spezzata dalle incursioni di alcuni malviventi che hanno provato ad intrufolarsi dal giardino di questo piccolo condominio di 4 appartamenti. Sono stati detto che sono andati dentro, dopo che ha corso un cadrio, dopo sono venuti anche i carabinieri. La paura è tanta, anche perché molte persone anziane vivono qui da sole e si spostano solo di giorno per le piccole commissioni. Amico, paura c'ho. Tireremo subito le persiane prima che venga scuro. Sì. E quindi quando è scuro non si esce mai? Non lo so, ma comunque mi spero che ya finisca, perché
È abbastanza, vero? Mi pare. Qualcuno dopo gli ultimi furti ha installato l'allarme, ma quel che spaventa di più è la sfrontatezza dei malviventi che non si fermano davanti a nulla. Robe da matti, si che corso un cadrio i paroni. E dopo, ecco, chiamano i carabinieri per capire da dove chi aveva potuto entrare, ma tutto normale da noi altri, che sei il pergo, che sei il cancei, cioè non so. Ma c'è da aver paura, o no? E ti dà anche una sciopetà, non so come che reagirò, perché qua siamo tutte donne senza mariti, perché poveretti, e qui siamo andati, solo una coppia che è in alto. Servizio di Mirko Cavallin, oggi in regia ci sono Tony Esposito e Italo Morao. Adesso andiamo sul luogo di l'ennesimo incidente sul lavoro in un cantiere, un 58enne travolto da una massa enorme di terra, ha perso la vita. Andiamo da Valentina Visentini. Sì, buongiorno. La tragedia alle 9 di questa mattina qui a Ponte San Nicolò, a perdere la vita un operaio di 58 anni di Pieve di Sacco che lavorava per un'azienda di Brugine, era all'interno di uno scavo per la posatura delle condutture del gas quando è stato travolto dal terreno che era appena stato rimosso da un collega con la macchina per il movimento del terreno. L'uomo è stato investito e ricoperto dal terreno nella parte inferiore del corpo, poi avrebbe accusato un malore e nonostante i tempestivi soccorsi sia del collega che del SUEM allertato appunto dagli altri testimoni è morto sul posto. La tragedia, diciamo, questa mattina, l'ennesimo infortunio mortale sul lavoro. Ci sono all'interno del cantiere ancora lavori tecnici dello Spisal per ricostruire e chiarire tutti i particolari della dinamica che ancora è incerta, e anche i carabinieri sul posto che hanno sentito gli altri colleghi dell'operaio deceduto. Sono arrivati anche poco fa i familiari disperati che hanno appreso la notizia e sono ancora, come vedete, al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto è accaduto qui a Ponte San Nicolò, dove anche pochi minuti fa è arrivato anche il sindaco del comune, Gabriele De Boni, che ha espresso cordoglio alla famiglia dell'operaio deceduto. Da Ponte San Nicolò è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie molte a Valentina Visentina. Federico Cibotto per la parte tecnica. E in pratica è un altro incidente sul lavoro, quello della morte di Nazario Pontellato, così si chiamava, un operaio, e anche il ferimento di un collega, perché un tir ha investito questi operai che erano al lavoro. Vediamo il servizio. La Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e lesioni gravi in relazione alla tragedia costata la vita a Nazario Pontellato, 61 anni, originario del Polesine, travolto da un camion sul cantiere mobile della 31 tra i caselli di Noventa Vicentina e Agugliaro. Restano gravi le condizioni dell'altro operaio colpito dal mezzo pesante, ricoverato in terapia intensiva al San Bortolo. Gli accertamenti della polizia stradale devono stabilire le cause dell'improvvisa perdita di controllo dell'autista, dal malore alla distrazione. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro dei mezzi. Pontellato, dipendente della Est Cantieri, stava effettuando operazioni di manutenzione insieme ai colleghi quando il tir ha sfondato il cordolo di protezione e lo ha travolto senza possibilità di scampo. La vittima, appassionata di musica e prossima alla pensione, viveva a Villa Marzana. Perdiamo una persona splendida, un lavoratore serio, dice commosso il sindaco Daniele Menona. Servizio di Ivano Tolettini. E un operaio è caduto dal tetto di uno stabilimento, un volo di quasi 7 metri, e per fortuna si è salvato la vita, è miracolato un ragazzo di 22 anni. L'infortunio è avvenuto nel comune di Spresiano, in via Senatore Fabbri. Da una prima ricostruzione l'operaio stava effettuando lavori di ripristino della copertura di uno stabile. Sul posto subito intervenuti squadre dei Vigili del Fuoco arrivate da Treviso e i sanitari del SUEM 118 che hanno stabilizzato il ferito e trasportato in ospedale con la
l'ambulanza. Per accertare il grave incidente, l'Ospisa di Carabinieri che hanno fatto le inchieste del caso. E adesso torniamo alla violenza. Qui si tratta di un raid punitivo che era avvenuto all'interno di un parco e ci sarà un obbligo di dimora per 5 ragazzi. Andiamo in diretta a Treviso da Marta Marangon. Sì, buongiorno direttore, a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, un episodio particolarmente violento, quello che si è verificato lo scorso 23 di ottobre in un parco pubblico a Zero Branco, dove un giovane è stato attirato da altri ragazzi che l'hanno aggredito e derubato, costringendolo poi ad andare al bancomat per prelevare del denaro. Ebbene, 2 degli aggressori erano stati arrestati nell'immediatezza dei fatti dai carabinieri. Ora ci sono delle novità perché altri 5 giovani sono stati individuati appunto dai militari dell'Arma. Qui con me il tenente colonnello Stefano Mazzanti, comandante del reparto operativo dei carabinieri di Treviso. Comandante, una operazione ed un episodio che allarma particolarmente per la violenza e l'aggressività che si è dimostrata. Sì, buongiorno a tutti. Si tratta di un episodio grave soprattutto per la violenza e per la sproporzione che si è trovata la vittima nei confronti dei suoi carnefici. Parliamo di 7 ragazzi contro la vittima che era stata attirata con l'inganno in questo parco, probabilmente crediamo per una trattativa nell'ambito degli stupefacenti. Nella circostanza il ragazzo è stato aggredito e picchiato da questi 2 soggetti che sono stati arrestati in flagranza di reato e nell'occasione era stato costretto anche a fare un prelievo al bancomat che poi non era andato a buon fine. Diciamo che siamo riusciti ad arrivare agli altri giovani attraverso le chat, in particolare una che abbiamo trovato nei telefoni dei 2 indagati, nella quale abbiamo scoperto con sorpresa che l'aggressione era stata pianificata in ogni dettaglio e quindi questo poi ha concesso alla procura di chiedere al giudice per le indagini preliminari delle misure di obbligo di dimora con la prescrizione di rimanere in casa dalle 22 alle 6 del mattino. Ecco, quindi dei giovani che per quanto ragazzi alla fin fine hanno dimostrato anche un certo spessore criminale nel pianificare e organizzare una vera e propria spedizione punitiva, un agguato. Sì, parliamo di tutti i giovani tra i 20 e i 22 anni, in particolare residenti tra Mogliano e Marcon, e soprattutto quello che chiaramente salta all'occhio è la pervicacia con cui hanno inteso rientrare in possesso di un presunto debito, quindi costringendo la vittima con l'inganno a recarsi nel parco per poi aggredirlo e malmenarlo, tanto da costringerlo poi a andarsene in ospedale e dal quale poi è uscito fortunatamente con non tanti giorni, ma grazie per fortuna all'intervento dei carabinieri. Ecco, questo dunque il quadro che emerge da questa indagine che ancora una volta vede protagonisti dei ragazzi in giovanissima età. E da Treviso è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Marta, grazie al tenente colonnello Mazzanti e ovviamente al nostro operatore, mi pare fosse Nicoletta Rizzetto. Ancora cronaca, espulso dall'Italia un 22enne pakistano denunciato per molestie sessuali a una 17enne su un autobus a Padova. Sentiamo Marta Zappa. Prima l'ha avvicinata alle spalle in autobus e poi l'ha palpeggiata nelle parti intime. Autore delle violenze, un richiedente asilo pakistano di 22 anni, ora trasferito al centro per i rimpatri di Gradisca di Sonso per l'espulsione sul territorio nazionale. Il giovane è stato denunciato per aggressione a sfondo sessuale ai danni di una studentessa 17enne su un autobus urbano. Il provvedimento è stato disposto dal questore di Padova, Marco Dorisio, a seguito della valutazione di pericolosità sociale del giovane, entrato irregolarmente in Italia nel marzo 2024.
e ospitato nel sistema di accoglienza. La ragazza, sedita sul bus per andare a scuola, sarebbe stata palpeggiata dal 22enne che l'avrebbe avvicinata alle spalle tentando ripetuti approcci. La studentessa era riuscita a scendere alla fermata successiva. Il giorno seguente, rivedendolo sullo stesso autobus, ha chiamato il 113, permettendo agli agenti delle volanti di individuarlo e denunciarlo. Attivato il codice rosso, il questore ha inoltre disposto un divieto di accesso di 2 anni alle infrastrutture del trasporto pubblico. Parallelamente, l'ufficio immigrazione ha segnalato il caso alla commissione territoriale, che ha rigettato la domanda di protezione internazionale e revocato le misure di accoglienza. E sempre a Padova sono liberi di circolare molti squilibrati dappertutto, anche in Veneto, ed un uomo è entrato in comune con una tanica di benzina e ha minacciato di darsi fuoco. Ci sono stati attimi di paura. Si presenta a Palazzo Moroni con una tanica di benzina e minaccia di darsi fuoco. Attimi di panico, quelli vissuti in comune, quando un uomo sulla quarantina, già noto ai dipendenti comunali e al sindaco, è arrivato all'ingresso del palazzo in forte agitazione. Secondo le prime informazioni protestava per problemi legati allo sfalcio dell'erba, una questione che aveva già sollevato in passato durante altre visite al municipio e a incontri pubblici dell'amministrazione. I dipendenti sono riusciti a calmarlo e lo hanno accompagnato all'interno, dove l'uomo ha parlato per circa un'ora. Al termine del confronto è stato affidato ai sanitari e trasportato in ambulanza per le cure necessarie. Un tragico incidente ha sconvolto la comunità di Barconna di Vedelago. Luca Trinca, 55 anni, è rimasto schiacciato dal basculante del suo garage. Guasto da tempo, è programmato per essere riparato oggi stesso. Un'immane tragedia per questa comunità, per la comunità di Vedelago, per la comunità di Barconna. Stava cercando di sollevare il basculante del garage, guasto da tempo, quando forse una perdita di equilibrio o una presa mancata hanno trasformato un gesto quotidiano in una tragedia. Il pesante portone è precipitato all'improvviso, schiacciandolo e uccidendolo sul colpo. In pochi istanti quel garage si è trasformato in una ghigliottina mortale. L'incidente è accaduto intorno alle 7:30 in via Pola a Barconna di Vedelago. A perdere la vita è stato Luca Trinca, di 55 anni, trovato ormai senza vita. Il portone, che da tempo presentava problemi, avrebbe dovuto essere riparato poche ore dopo da un tecnico. A lanciare l'allarme è stato un passante che ha notato il corpo e ha avvisato immediatamente i vicini. Sul posto sono arrivati i sanitari del SUAM 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, ma per Trinca non c'era ormai più nulla da fare. Le immagini dell'impianto di videosorveglianza dell'abitazione avrebbero ripreso l'intera dinamica, confermando l'assenza di responsabilità di terzi. La procura di Treviso è stata informata dell'accaduto e valuterà l'apertura di un fascicolo per accertamenti di rito. Luca Trinca, idraulico nell'azienda di famiglia, viveva con la madre Lidia e la sorella Deborah. Il padre, Pier Giorgio, era scomparso 7 anni fa. L'uomo era conosciuto e stimato in paese per il suo impegno nella vita comunitaria. Era una brava persona, ci sono rimasto molto male, l'ho sentito appena adesso. Sul luogo dell'incidente è giunto anche il sindaco di Vedelago, Giuseppe Romano, visibilmente colpito dalla tragedia. È una immane tragedia per tutta la comunità di Vedelago, perché credo che abbiamo perso un ragazzo di 55 anni, quindi credo che ci sia poco, anzi nulla da dire, quindi sono anche molto scosso perché, come voi sapete, io abito qui, abito a 50 metri da qui, una persona che con la mia famiglia, le nostre famiglie sono legate da tempo, quindi è veramente difficile per tutti quanti noi, in modo particolare per me, affrontare questa cosa. Torniamo al servizio di Nicola Marcato, torniamo all'esplosione delle vetrate di un centro estetico per una fuga di gas. È successo al quartiere Laghetto a Vicenza. Un forte boato verso le 9:15 del mattino, avvertito dai residenti di Via dei Laghi. L'esplosione, le vetrate distrutte di un negozio di estetica sventrato, all'interno del quale si trovavano 2 persone, entrambe poi assistite dai sanitari del 118, ma che fortunatamente non hanno riportato ferite. Nell'esplosione sono state danneggiate anche le auto parcheggiate lì davanti. Nessuno era lì di passaggio sotto i portici in quel momento. I vigili del fuoco, intervenuti a seguito dell'esplosione,
causata da una probabile fuga di gas legata a dei lavori in un negozio limitrofo, lavori che, secondo le prime ricostruzioni in corso di accertamento fornite dalle squadre intervenute, avrebbero causato il taglio accidentale di alcune condutture, generando l'esplosione a un principio di incendio subito domato dai pompieri e la rottura delle vetrate del negozio di estetica immediatamente adiacente. Grande la paura di chi ha avvertito il frastuono ed è accorso sul posto. Abbiamo sentito questo botto al quale poi si sono seguite appunto l'arrivo dei mezzi, come vedete, dei vigili del fuoco, e hanno cominciato a chiamare i vicini, soprattutto persone anziane molto preoccupate, e quello che vedete è il disastro qua dietro. Per fortuna, ribadisco, non ci sono feriti gravi, però io devo fare una cosa, devo ringraziare veramente con il cuore il pronto intervento dei vigili del fuoco che come sempre ci danno un supporto e un grande aiuto sul territorio. Le due attività sono state dichiarate inagibili. Sul posto, Transennato, su cui tra l'altro insistono diversi negozi, sono state impegnate durante la mattinata anche la Polizia di Stato e la Scientifica, lo Spisal, i tecnici comunali e la Polizia locale per i rilievi, per la ricostruzione delle cause e la gestione della situazione. Un'esplosione di questo tipo in una zona densamente abitata, in più con persone, attività economiche presenti, poteva veramente essere una tragedia. Va ovviamente approfondito con attenzione qual è stato l'innesco, qual è stata la ragione che ha portato a questa esplosione. Su questo stiamo attendendo i risultati delle verifiche. È comprensibile poi lo spavento di tutta la comunità, i residenti che hanno sentito questo botto fortissimo e sono subito corsi sul posto e in effetti hanno valutato che poteva essere, che la tragedia era stata sfiorata. Vediamo. Ho sentito un'esplosione, sono uscito a vedere se qualche appartamento era in fiamme o qualcosa di esploso. Fatalità non c'era nessuno, fatalità non c'era giorno di mercato perché sennò sarebbe stato disastro, perché tutte le bancarie che sono qua, il giorno del mercato, saltava che è bancarie. Proprio quel portico in quell'orario dove c'è il giornalaio, è chiaro che c'è un passaggio perché dal giornalaio sono le prime ore del mattino che si intensifica, è stato proprio un colpo di fortuna. Io che sono qua come commerciante da tanto tempo, che so come si muove, veramente al di là il primo sollievo è stato che non si è fatto male nessuno, poteva essere una tragedia. Io sono la parrucchiera, sì, stiamo aspettando vedere se possiamo rientrare. Al momento? Al momento siamo bloccati. Dobbiamo aspettare la verifica di eventuali danni agli impianti di gas ed elettrici e poi possiamo ripristinare l'utilizzo. Lei dove andare? No, io sono la proprietaria della lavanderia. Come vecchio laghetano dispiace vedere questi danni qua, persone che avevano iniziato l'attività, poveracci. Che io stavo facendo un giro con i bastoncini e per fortuna non mi sono trovato davanti qua perché poteva anche capitare. Spero che non si sia fatto male a nessuno. 2 feriti lievi, non so perché mentre andavo al supermercato a fare la spesa ho visto i vigili del fuoco arrivare. È andata bene, almeno da quello che posso sapere io, perché appunto sono le prime parole che sento, sono ancora frastornata. Una botta tremenda e siamo subito corsi fuori, e chi gestisce il negozio piangeva disperatamente ma era incolume. Siamo accorsi con degli estintori perché c'era un po' di fuoco, poi abbiamo visto solo fumo, chiamati i vigili del fuoco. Ecco, tutto qua, però un gran trambusto per sto quartiere che di solito è calmo e tranquillo. Allora, questo è quanto per quanto riguarda quell'episodio, ma adesso andiamo a parlare con 2 persone che hanno salvato una persona che era caduta nel canale, di questi tempi in cui prevalgono violenza, prepotenza, egoismo, insomma sono storie che aprono il cuore, che diventano confortanti. Andiamo da Anna Maria Parisi, a te Anna Maria.
Sì, eccoci in diretta da Cafarsetti, sede del Comune di Venezia, dove proprio in questi istanti il Comune sta riconoscendo, sta premiando i due coraggiosissimi componenti della famiglia Bonassi, padre e figlia, rispettivamente Stefano e Sara, che non hanno esitato di gettarsi quasi nel canale di Sant'Alvise nella notte tra mercoledì e giovedì scorso per salvare un uomo dall'annegamento. Ed eccoli qua con l'assessore Sebastiano Costalonga, Sara, la ragazza di 18 anni che insieme al papà Stefano si è letteralmente precipitata lungo il canale per trarre in salvo quest'uomo caduto per ragioni da verificare appunto in acqua lungo la laguna, e che ora si trova ricoverato all'ospedale di Venezia, dove per le cure del caso, dove non è in pericolo di vita, però le sue condizioni sono, sebbene non gravi, comunque diciamo serie, ecco. Dunque intanto chiederei subito a Sara cosa è successo. Noi abbiamo anche le immagini a supporto di questo. Eravamo a casa mentre stavamo guardando un film, abbiamo sentito richieste d'aiuto e io ho detto subito a mio papà andiamo a controllare fuori. Quando ci siamo sporti sulla fondamenta di casa nostra abbiamo visto questo signore che era caduto in acqua, però era in condizioni abbastanza disperate, in cui cercava di urlare aiuto, un po' per il freddo, un po' perché, viste le condizioni e il gesto che è caduto in acqua con il giubbotto e lo zaino, stava praticamente affogando, quindi ci siamo precipitati in barca per cercare di salvarlo e portarlo in vita prima che annegasse. Tu avevi seguito anche poco fa un corso sulla sicurezza e questo ti ha permesso anche di capire quali manovre adottare. Sì, questo mi ha permesso di adottare la manovra principale, che sarebbe di mettere l'uomo in posizione laterale in modo che se dovesse vomitare lui non rischi di soffocarsi. Ecco, grazie Sara. Adesso chiedo scusa all'assessore se gli passo davanti, dal papà Stefano, che lei oltretutto non sa nuotare. Oltretutto non so nuotare e mi è venuto proprio l'istinto di andare proprio a pigliare su la persona, proprio praticamente era già morta. C'aveva già la testa verso l'acqua, le braccia aperte e là un attimo l'ho tirato su, fortunatamente, se no... E l'avete tirato su grazie a una imbarcazione che era presente? Grazie a un'imbarcazione che era lì vicino, abbiamo sfondato il telo e siamo andati là, l'ho preso per il cappuccio, diciamo, l'ho messo con la testa almeno fuori dall'acqua e là non respirava, era proprio morto. E dopo con un po' di Sara e un po' di un'altra persona l'abbiamo tirato su piano piano, ma è stata molto molto dura proprio. Ecco, è una terza persona che adesso stanno cercando di rintracciare, si chiama Cristina, è sempre di Sant'Alvise, e la barca, direttore, è proprio quella dell'assessore Sebastiano Costalonga, che ha dato il gagliardetto con il riconoscimento da parte del Comune. Prego, venga un po' più vicino a me. Assessore, la barca è la sua, adesso come sta la barca? Il destino ha voluto che la mia barca fosse partecipe di questo salvataggio. La barca non c'entra niente, nel senso che va bene così, si è distrutto il telo, ma si può mettere a posto tutto. L'intervento invece fatto dai ragazzi è incommiabile e dovevamo assolutamente premiarlo. Stiamo parlando di una zona della città dove ancora ci sono tanti cittadini, dove io sono nato, ho la casa lì, ed è ancora comunità, la comunità che in caso di emergenza subito interviene, e così è stato. Per fortuna l'orario era un orario anche a mezzanotte, deve essere capitato più o meno, e quindi le persone erano ancora sveglie e sono riuscite a intervenire subito, quindi veramente grazie di cuore a Stefano, a Sara e a Cristina, che sono le persone che hanno salvato le persone, ma è il messaggio che deve arrivare, che è quello che purtroppo in giro spesso e volentieri la gente fa il video dell'accaduto e non interviene, e invece c'è bisogno di persone che siano pronte di riflessi, perché bastava poco e questa persona magari la si perdeva.
Esatto, un gesto di coraggio, si diceva che ha evitato una tragedia e per fortuna riusciamo a dare anche belle notizie talvolta. Da Cafarsetti con le immagini di Tommaso Migotti, per la parte tecnica è tutto, ti restituisco la linea. Grazie. Anna Maria, volevo chiederti una cosa, magari qualcuno dei tuoi ospiti può rispondere. Dalle immagini, scusa, c'è stato... Ripeti gentilmente, direttore. No, che volevo farti una domanda. Dalle immagini si vede l'uomo che procede proprio a piedi in una, diciamo, in una zona illuminata, non c'è il buio, per cui si vede quest'uomo che procede dritto verso l'acqua. Si potrebbe anche pensare ad un gesto volontario. Di cosa si è trattato? Di una persona che non, evidentemente, sai, a volte succede anche alle persone. Ecco, non sembra si sia trattato di un gesto volontario, piuttosto di una persona che per ragioni che al momento non ci sono note, è proprio caduta in acqua, forse per una distrazione, forse era assorta o forse per altre ragioni. Non sembra un gesto volontario. Sì. L'unica certezza che si ha al momento è che la persona ha riportato una broncopolmonite, quindi viene curata per una broncopolmonite. Adesso è in ospedale, ricoverata al civile di Venezia. È andata bene così, grazie soprattutto a padre e figlia che l'hanno subito soccorsa. Grazie Anna Maria. A volte c'è gente, è successo già, gente che cade in acqua perché guarda il cellulare, non era il caso, oppure quello che è successo a me una volta andando alla mostra del cinema. Sono sceso da alcuni gradini e l'ultimo gradino era ricoperto di alghe e in smoking sono finito. E qui non sono andato alla mostra di cinema, ma sono tornato a casa con le scarpe che facevano cic-ciac. Vabbè, a parte questo, torniamo alla cronaca, torniamo purtroppo a casi invece in cui ci sono stati soccorsi, ma purtroppo ci sono state anche delle vittime. Il giudice Daniele Faleschini Barnaba ha accolto l'istanza del pubblico ministero e ha disposto la riunione dei processi per la tragedia del Natisone. Ricordate i 3 ragazzi trascinati via dalla piena del fiume. In aula presente anche il procuratore capo di Udine, Massimo Lia. Sentiamo Francesco Pezzella. Mi piacerebbe, quando comincerà il dibattito, che siano presenti anche dall'altra parte i vigili e il signore della Sores, perché come dicono loro che non avevano niente, hanno rispettato i protocolli, hanno fatto tutto e di più per questi ragazzi, come abbiamo visto tutti che secondo me non hanno fatto niente, dovrebbero mettere la faccia, cioè presentarsi e essere qua come ci siamo noi. Sarà Daniele Faleschini Barnaba il giudice del processo unico per i 4 imputati di omicidio colposo plurimo per la morte di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar, travolti dalla piena del fiume Natisone il 31 maggio del 2024. Il giudice ha accolto l'istanza del pubblico ministero di riunione dei procedimenti avanzata nell'udienza del 17 novembre davanti al giudice Mauro Qualizza, in cui era imputato il solo operatore della Sores Michele Nonino. Questa volta era il turno dei pompieri Andrea Lavi, Enrico Signore e Luca Mauro. Faleschini Barnaba ha deciso di procedere lui con il processo unificato. In aula il procuratore Massimo Lia. Ho seguito il procedimento già dalla fase delle indagini preliminari, intendo seguirlo ovviamente anche nella fase dibattimentale insieme alla collega Puppa. I testimoni di cui è stata richiesta l'ammissione sono 77 tra quelli della procura e quelli delle parti. Il processo è basato su una mole di documenti corposa, ma sarà importante anche sentire il parere dei testimoni citati. Sarà un processo anche documentale, però c'è tutta la parte di ricostruzione di quello che è successo dal momento in cui i ragazzi si sono trovati nel fiume fino alle 14:10. Si tratta di dimostrare, di verificare di quanto noi siamo convinti, cioè che il modus agendi dei vigili è stato assolutamente conforme a quelli che sono i loro protocolli di intervento, alle direttive che hanno ricevuto, all'addestramento che hanno ricevuto. Complessivamente tra accusa e difesa ci sono indicati 77 testimoni, ma nessuno ha indicato nelle proprie liste testi le persone offese, che pertanto non saranno sentite in aula nel contraddittorio delle parti davanti a un giudice terzo e imparziale. Il giudice
giudice ha rinviato al 18 dicembre per la prossima udienza in cui deciderà per la citazione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Agenzia regionale della Sanità. Aspettiamo quindi la decisione del giudice adesso sulla nostra istanza e siamo fiduciosi che ci autorizzerà alla citazione del Ministero dell'Interno e dell'ARCS che riteniamo debbano far parte del processo. Andiamo a Treviso per l'uccisione di Francesco Favaretto, ovvero l'omicidio di via Castel Menardo, l'udienza preliminare con i 4 imputati che sono stati rinviati a giudizio. In aula Ade e Ozuna, i 2 ragazzi che si trovano ancora in carcere. Sentiamo Daniela Sizia. Guardano verso i loro familiari, poi testa china, ascoltano quello che gli avvocati dicono in udienza preliminare. Sono Ade e Ozuna, i 2 ragazzi giovanissimi in carcere per l'omicidio di Francesco Favaretto, 22 anni, colpito con calci e pugni e accoltellato a morte a scopo di rapina. Ed è quella la grave accusa a cui sono chiamati a rispondere loro ed una ragazza tra ora e 20 anni. Il 4º imputato invece è un giovane moldavo accusato di rapina aggravata in concorso. Per lui è stato chiesto ed accolto, il reato è meno grave, il rito abbreviato. Tutti e 4 sono stati rinviati a giudizio per omicidio aggravato in concorso e rapina aggravata in concorso. Oltre ad aver picchiato e colpito con coltelli e pezzi di vetro la vittima, l'hanno anche rapinata dello zainetto e del cellulare. La mamma di Ozuna parla con noi, è disperata per quello che è accaduto. È molto dispiaciuto, anzi prega tutti i giorni per quello che è successo. Purtroppo è successa una tragedia di cui... è una tragedia e basta, è molto dispiaciuto. Quello che pensiamo tutti è che bisogna pagare per quello che è successo, però ognuno per quello che ha fatto. Piange, ci dice la mamma. Suo figlio che cosa le dice quando la vede? Mio figlio è molto dispiaciuto, piange e poi è un bambino, è un ragazzo, poi ha 19 anni. E sta pregando tutti i giorni non solo per lui ma anche per Favaretto, così. Un sospiro e la consapevolezza che nulla potrà tornare come prima. L'udienza in Corte d'Assise è prevista per il 28 gennaio. Loro per ora rimangono in carcere. Per questo delitto, oltre ai 4 ragazzi maggiorenni, sono imputati anche altri 6 minorenni. Uno di loro è stato condannato ad 8 anni di carcere. Per gli altri 5, 4 si trovano in struttura di comunità. Nelle prossime ore ci sarà l'udienza preliminare. E quindi il rinvio a giudizio per i 4 ragazzi maggiorenni ed è stata rigettata la richiesta degli avvocati di escludere l'aggravante dell'omicidio a scopo di rapina. L'udienza è iniziata alle 10, a parlare gli avvocati difensori dei 4 ragazzi. 3 sono accusati di omicidio volontario in concorso e rapina aggravata, il 4º deve rispondere solo di quest'ultimo reato. Tutti rinviati a giudizio. Un omicidio avvenuto nel cuore di Treviso, in via Castelmenardo, il 12 dicembre 2024. La vittima, Francesco Favaretto, colpito ripetutamente, morì 11 giorni dopo la violenta aggressione all'ospedale di Treviso. Durante il dibattimento i legali hanno chiesto fosse esclusa l'aggravante. Abbiamo chiesto di escludere l'aggravante del nesso teleologico che lega il fatto di rapina all'omicidio, ritenendo sostanzialmente che non vi fosse una programmazione, una preordinazione nel commettere l'omicidio al fine di impossessarsi dello zaino e del cellulare del povero Favaretto. In particolare l'impossessamento di questi beni è pacificamente avvenuto per un'azione estemporanea di alcuni dei soggetti che erano presenti sulla scena del crimine. Il GUP di Treviso, Cristian Vettoruzzo, ha rigettato questa richiesta, quindi per i 3 per ora nessun rito abbreviato. Diversa la situazione del ragazzo macedone che risponde solo di rapina aggravata e che può accedere al rito alternativo che prevede la riduzione di 1/3 della pena. Gli altri 3 rischiano l'ergastolo. La pena massima prevista per questo tipo di per l'omicidio così aggravato, chiaramente poi possono incidere anche altri fattori, le cosiddette circostanze attenuanti, l'incensuratezza, la giovane età e altri elementi che andremo a proporre davanti alla Corte d'Assise che ovviamente potrebbero abbassare quello che è il limite di pena previsto per questo reato.
Ade, 19 anni, prima dell'udienza ha voluto parlare. Mi dispiace, ha detto davanti al GUP, non volevo finisse così. A parlare per Ozuna, 18 anni, il suo avvocato. Il mio assistito è sicuramente molto preoccupato per l'esito di questo processo. Parliamo di un soggetto comunque appena 18enne che affronta un processo per omicidio aggravato, che va incontro al rischio di una pena edittale, di una pena massima dell'ergastolo, però è anche fiducioso, insomma, del lavoro che stiamo svolgendo e sicuro di riuscire a provare quello che è stata la sua reale partecipazione a questo episodio. I legali hanno chiesto per i 2 giovani in carcere una misura alternativa. Abbiamo chiesto gli arresti domiciliari ritenendo che dopo un anno di massima misura cautelare gli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico siano una misura sufficiente per impedire il rischio che si ripetano questi episodi, tenuto conto soprattutto del fatto che non c'è nessun tipo di aggregazione possibile come è successo durante questo episodio criminoso con altri soggetti, e quindi il rischio di recidiva e che si ripeta un reato così grave è sicuramente ridotto. Il giudice su questo si è riservato. Le interviste di Daniela Sizzia. Vediamo dal giornale di Vicenza. Attiene, accerchiato e aggredito alla stazione dei bus da una banda di teppisti. Una decina di ragazzi se l'è presa con un uomo con problemi psichici. Il racconto di un autista che ha poi allertato la polizia locale. Non è la prima volta che si registrano episodi simili, ed un episodio gravissimo è accaduto a Villanova di Campo San Piero. Un quindicenne accerchiato da un gruppo di ragazzi, di adolescenti della sua stessa età, che è stato umiliato e picchiato. Il padre ieri ha chiesto a Marta Zatta di parlarne e di lanciare un appello ai genitori. Mio figlio adesso che ha subito questo a livello psicologicamente sta malissimo, è a casa da scuola, non è riuscito a fare la partita di domenica. È arrabbiato, deluso, avvilito, ma ha trovato la forza di scrivere alla nostra redazione e denunciare quanto accaduto a suo figlio, accerchiato da una quindicina di coetanei di Casale di Santa Maria di Sala che l'hanno umiliato e picchiato in un parchetto di Murelle di Villanova di Campo San Piero. Finché erano là è arrivato un gruppo di ragazzi, circa 15-17 ragazzi, e il primo si è avvicinato a mio figlio e le ha chiesto il nome e subito le ha dato un pugno in faccia. E mio figlio ha reagito e poi sono arrivati gli altri e l'hanno riempito di pugni e di calci. E come che non bastasse, le hanno portati via i vestiti, il giubbotto, la felpa, le scarpe, e l'hanno obbligato di inginocchiare e di leccare i sassi che erano per terra, e minacciandolo che se dice qualcosa o lui o la sua ragazza, le ha minacciato tutti e due che li ammazza. Una situazione che nessun genitore vorrebbe mai vivere, e proprio per questo ai nostri microfoni lancio un appello affinché episodi simili non si ripetano mai più. Il messaggio che voglio trasmettere a tutti i genitori che hanno i ragazzi di questa età è di seguire sempre i loro figli, di stare attenti cosa indossano i loro figli, perché uno dei ragazzi che ha minacciato mio figlio, che gli ha dato anche le botte, aveva un tirapugni e l'ha tirato fuori dalla tasca minacciando che se dici qualcosa te lo mangi questo e ti ammazzo te e la tua ragazza. Sono i comportamenti proprio imperdonabili dal mio punto di vista, e mi dispiace per i genitori, perché ho conosciuto più di qualche genitore, ho visto che quasi tutti c'è gente per bene, però voglio ripetere che se un figlio arriva a casa con un paio di scarpe, il mio figlio si arriva a casa con un paio di scarpe che non sono sue, mezzo ubriaco, e mi da genitore non faccio niente, arriviamo che fra 4-5 anni abbiamo paura di uscire di casa. In 15 contro 1 e l'hanno anche costretto a leccare i sassi per terra. Andrebbero presi e mandati direttamente a fare lavori sociali, andare a fare lavori anche pesanti, così magari imparano a sapere che cos'è il rispetto per le altre persone. L'omicidio di Castelfranco, il delitto di Castelfranco, disposti dalla procura nuovi accertamenti sui coltelli rinvenuti nel luogo del delitto. Ucciso durante una rissa Lorenzo Cristia, il 20enne di Trebaseleghe.
Teatro dell'omicidio avvenuto il 4 maggio scorso via Pagnano, una strada nei pressi del Playa Beach di Castelfranco. La vittima, Lorenzo Cristea, 20 anni, di Tre Baseleghe, raggiunta durante una rissa da 6 fendenti. In carcere per questo delitto Badr Rouagi, 19 anni, difeso dall'avvocato Fabio Crea, e Taha Bennani, 22 anni, dagli avvocati Fabio Targa e Paola Miotto. La procura nelle ultime ore ha disposto ulteriori accertamenti sui coltelli rinvenuti nel luogo della tragedia. 2 sono stati trovati ore dopo in un campo vicino e senza impugnatura. L'attenzione è invece rivolta ad un coltello ritrovato proprio lungo via Pagnana, che potrebbe essere l'arma del delitto. I nuovi accertamenti dovranno determinare con esattezza eventuali tracce di DNA. Intanto rimangono a Santabona i 2 giovani di origine nordafricana accusati di omicidio volontario, tentato omicidio, rissa aggravata e porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Il pubblico ministero Giulio Caprarola ha indagato a piede libero per reato di rissa i 7 amici della vittima presenti quella notte. Un delitto che era stato ripreso con un cellulare da un testimone. Una rissa fra 2 nordafricani e gli amici di Cristea, nata per una lite avvenuta prima dentro il locale e poi terminata nel sangue lungo la strada. Una dipendente del comune di Curtarolo, siamo nel Padovano, era stata prima sospesa e poi licenziata con l'accusa di essere una furbetta del cartellino. Le videocamere di sorveglianza cittadine l'avevano ripresa fuori dal municipio in orario di servizio e in giro per il paese durante i periodi di malattia. La donna si era opposta e aveva fatto ricorso al garante della privacy, che ha accolto il suo reclamo sanzionando con 15.000 euro l'ente dell'Alta Padovana, imputandogli di aver effettuato un trattamento illecito dei dati personali. Nel mirino sono finite le immagini di videosorveglianza che l'hanno ripresa mentre pranzava al bar, nonostante fosse a casa in malattia, o mentre usciva dal comune in orario di lavoro. Contestato anche un video registrato da un dipendente comunale inviato alla sindaca. Il garante ha così disposto la multa al comune di Curtarola. È dispiaciuta ovviamente la sindaca Martina Rocchio, che abbiamo raggiunto al telefono per un commento sulla vicenda. Sentiamo. È una pagina dolorosa che volevo, come dire, chiudere in breve. Chiaramente sì, diciamo che sono questioni annose, perché ci siamo andati avanti molti anni. Dal mio insediamento mi è stato appunto fatto presente una serie appunto di atteggiamenti di una delle dipendenti del comune di Curtarolo e di conseguenza ho cercato di attivarmi. Come avrete ben letto, il garante non ha accolto la tesi del comune, perché noi siamo un comune sprovvisto, cioè all'interno del territorio non c'è una sanzione, cioè non c'è una stazione dei carabinieri né guardia di finanza. Quindi sostanzialmente l'articolo 57 del codice di procedura penale prevede che, o meglio dispone proprio che il sindaco diventi poi autorità, no? In tutti i sensi, ufficiale anche di PG. E quindi sotto questo aspetto ho cercato di fare nel mio piccolo degli accertamenti che poi chiaramente io ho dato e ho conferito solamente all'autorità giudiziaria competente, cancellando chiaramente poi ogni prova. Però la vicenda è andata a finire così. Chiaramente quando si opera per il bene comune e per il bene anche dell'amministrazione comunale, dei dipendenti, di tutta la struttura, io ho cercato sempre di farlo chiaramente nella buona fede, che comunque almeno questo è stato rilevato dal garante. E chiaramente ora eseguiremo quello che sarà necessario fare. È possibile che farete ricorso contro la multa? Io devo sempre mettere in primo piano l'interesse comune, come dicevo prima, l'interesse dei cittadini. Di conseguenza pagare entro un termine breve ci consentirà di avere una decurtazione del 50% della sanzione pecuniaria. Di conseguenza saremo propensi a effettuare il pagamento. Intervista di Valentina Visentin. E a Fregona il sindaco ha scoperto che in una casa fatiscente chiusa da molti anni vivono da qualche tempo almeno una decina di extracomunitari in condizioni estremamente precarie. Si sospetta un caso di caporalato. Lucio Zanato. Sindaco, ma qui potrebbe esserci un caso di caporalato?
Ma ci sono indagini in corso, non è competenza mia cercare queste cose qui. Certo che vanno, vengono, non si sa che orari, non si sa niente, partono il mattino alle 6, tornano a sera tardi, mi pare che qualche cosa forse ci sarà. Forse un caso di caporalato, di sicuro di lavoratori irregolari se non clandestini, dietro la presenza in questa casa fatiscente di un numero imprecisato di extracomunitari scoperto dal sindaco Giacomo De Luca dopo insistenti segnalazioni dei vicini. Siamo a Borgo Luca di Fregona, ai piedi del Cansiglio. Qui tutti si conoscono e conoscono bene le case dove non ci abita più nessuno da tempo. E qui da almeno 30 anni nessuno ci ha messo più piede fino a quando un'oriunda italiana ha acquistato l'immobile. La signora che ha fatto la richiesta d'alloggio ha scritto solo che lei era proprietaria, ma non mi ha detto come, cosa. Mi ha fatto la richiesta d'alloggio, non mi ha detto quanti ne venivano, dopo che sono venuto, quanti ne venivano. E chi erano questi signori qua? Beh, insomma, può portare in paese 7-8 persone senza che l'autorità pubblica lo sappia, perché sennò... Perché è stato personalmente il sindaco ad andare a vedere cosa stava capitando là dentro. Sono venuto a vedere dove dormivano, ho visto il posto e non mi va bene. Ma lei è venuto qui con i carabinieri? Anche ho chiamato i carabinieri perché questi signori qua non volevano farsi riconoscere. Dopo, quando sono arrivati i carabinieri, sono scappati. Che ci sia molto che non torna lo descrive il sindaco stesso. Non può essere con la bombola del gas fuori di casa che si salta a parare qualcosa, la luce deve essere a posto, il bagno deve essere a posto, il riscaldamento ci deve essere, è una cosa indegna. Una situazione che ricorda il caso di caporalato scoperto l'anno scorso in una casa fatiscente di Negrisi e di Ponte di Piave. Qui però si tratterebbe di lavoratori all'interno di un allevamento avicolo della zona. Ma quelli che lei ha trovato qui, che nazionalità erano? Sono di nazionalità marocchine, lavorano tutti per un'azienda, non so come, ma non è competenza mia, e non si sono fatti riconoscere, non hanno dato le carte d'identità né niente. Ma poi sempre gli stessi oppure a rotazione? Ma io ne ho visti 7-8 che giravano, da volta sono 5, di volta sono 6, di volta sono 10, non si sa. Numeri in una casa che può accogliere al massimo 4 persone, altro segnale sospetto di una situazione dove c'è stretto legame tra la proprietà dell'immobile e cooperativa che gestisce il lavoro sugli allevamenti. Per questo il sindaco ha chiesto l'intervento dell'ispettorato del lavoro per fare luce sull'intera vicenda. Intanto oggi ha provveduto a dare un freno a queste presenze irregolari. E non voglio che stiano qua. Ho mandato proprio oggi una lettera in cui dico che la richiesta di alloggio è inidonea, non va bene, e che faccia la nuova idea con tutti i carismi, e dopodiché appena facciamo la verifica gli dirò sempre di no, perché la cosa non è ammissibile che la gente alloggi in questo posto. E c'è anche la pagina dei vandali, gli atti vandalici che non risparmiano nemmeno le penne nere. La sede degli Alpini a San Vito, nel quartiere di Bassano, è stata messa sottosopra domenica. Sono stati alcuni rumori provenienti dal retro dell'edificio che ospita il centro civico di San Vito e nel sotterraneo la sede degli Alpini ad allarmare domenica verso le 19 alcuni avventori del vicino bar. Siamo venuti a vedere e abbiamo trovato che qualche ragazzino buontempone ha preferito finire la serata gettando pezzi di mattonella, materiale di risulta giù davanti alla nostra sede. Adesso sinceramente non credo sia un attacco deliberato al gruppo, perché siamo qui per la comunità, ma soprattutto il segno di una necessità di fare qualcosa e di battere la noia probabilmente. Erano in 3, uno rimasto all'esterno della recinzione, gli altri 2 ad agire gettando dall'alto laterizi di un piccolo cantiere aperto in questi giorni per sistemare la pavimentazione. I danni materiali sono molto limitati, tranne qualche scheggiatura ai vetri. Ovviamente, siccome questi sono locali dati in concessione dal Comune, abbiamo avvisato il Comune tramite il comando della Polizia Locale, e che farà quello che deve fare per cercare di rintracciare gli autori di questo stupido atto. La pulizia da parte degli Alpini è già avvenuta nelle scorse ore. Ai ragazzi che hanno provocato questi danni tutto sommato comunque limitati, il presidente degli Alpini lancia un messaggio e un invito. È difficile sempre, perché qua partiamo da un disagio probabilmente più profondo. Direi, ragazzi, avete voglia di fare, venite da noi. Intervista di Mirko Cavallin, e si tratta effettivamente di 3
ragazzi responsabili di questo blitz. Abbiamo chiesto, sono tutti tra l'altro bassanesi doc, e abbiamo chiesto un commento all'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo. Hanno dimostrato di essere maleducati e anche abbastanza ignoranti. Ecco, io chiamo le loro famiglie a ragionarci insieme con questi ragazzini, perché non è il caso di rovinarsi il futuro partendo da queste azioni che, io ripeto, sono stupide. Come si procederà, diciamo, dal punto di vista legale, normativo e anche un po' dal punto di vista morale? Da quello che abbiamo potuto verificare, il responsabile degli alpini della zona non ha intenzione di procedere penalmente, vista anche la lieve entità del danno. È chiaro che l'indicazione che abbiamo è che ci vuole un profilo educativo abbastanza importante, perché perdersi su queste stupidaggini non è proprio un buon viatico per il futuro di questi ragazzini. Io mi auguro che ci sia una riflessione da parte delle famiglie e della socialità anche, perché noi non è che vogliamo lasciare le famiglie al loro percorso isolato. Siamo pronti a discutere e a dialogare con queste famiglie per arrivare a un profilo educativo che è molto importante. Sempre in azione anche i truffatori in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Questo è il Messaggero Veneto. Campoformido, 70enne, raggirato da un finto operatore delle poste, spariti 70.000 euro dal conto. L'uomo ha denunciato tutto ai carabinieri, il truffatore si sarebbe fatto consegnare credenziali e codici di accesso. Attenzione anche alle mail che ricevete, ai messaggi su WhatsApp, non cliccate, non rispondete, perché se avete qualche sospetto 9 volte su 10 si tratta di truffatori. Andiamo in pubblicità con Tony Esposito e Italo Morao, torniamo subito. La classifica del Sole 24 Ore città per città anche in Veneto, l'indicatore relativo a giustizia e sicurezza a Vicenza scivola di 23 posizioni rispetto allo scorso anno. L'Ordine degli Avvocati vicentini torna a segnalare la difficoltà in termini di carenza di personale. Se la classifica sulla qualità della vita fotografata dal Sole 24 Ore rileva per la provincia di Vicenza una discesa di 10 posizioni rispetto allo scorso anno, l'indicatore che più balza all'occhio è quello relativo a giustizia e sicurezza, che in un solo anno scivola al 45° posto tra le province in Italia, perdendo 23 posizioni. Crollo che mette in luce anche le difficoltà da tempo segnalate dall'Ordine degli Avvocati, che in tema di organici segnala una scopertura del personale amministrativo superiore al 40%, cui si sommano carenze anche agli organici dei magistrati, fattore che inevitabilmente, dicono, ricade sui tempi stessi della giustizia. La situazione attualmente nel Tribunale di Vicenza a livello di organico, sia relativo ai magistrati che al personale amministrativo, è veramente, oserei dire, drammatica, ed è necessario pertanto una presa di coscienza consapevole e responsabile da parte di tutte le istituzioni e degli organi competenti. Che la carenza di organico nello specifico del personale amministrativo non può che comportare una mancata efficacia del funzionamento delle cancellerie e ad esempio anche i tempi di deposito delle decisioni dei magistrati e la conseguente pubblicazione. Quindi ciò che arriva ai cittadini di tutta la provincia di Vicenza, non solo della città, mi permetto di evidenziare, è sicuramente una giustizia non completamente efficace. Ad evidenziare le criticità legate alla carenza di personale il presidente del Comitato Giustizia di Qualità. È certificato come la produttività del Tribunale di Vicenza sia crollata ai minimi termini. La creazione di nuovi tribunali andrà ulteriormente a vanificare tutti gli sforzi che avvocati e magistrati insieme stanno facendo per non far sentire al cittadino questa difficoltà.
Cordoglio unanime dal mondo dell'imprenditoria e della politica per la morte di Nicola Tognana. Ieri per un malore improvviso nella sua casa di Treviso, aveva 73 anni. Sposato con Maria Paola, lascia 3 figli. Presidente e amministratore delegato del noto gruppo industriale di famiglia, è stato presidente della Camera di Commercio di Treviso, ai vertici dell'Associazione Industriale Provinciale e membro del direttivo di Confindustria Nazionale. I funerali si svolgeranno venerdì alle 11 in Duomo a Treviso. Il caso Fenice è guerra aperta. Il sovrintendente Colabianchi non molla, l'orchestra e il coro sono pronti a fermare tutto, fatto salvo, bontà loro, il concerto di Capodanno. Sentiamo. Si viene pure il dubbio che tenessero più alla Venezia che a Colabianchi. Assemblea generale infuocata tra i lavoratori del Teatro alla Fenice di Venezia, dove è guerra aperta tra orchestra e coro da una parte e il sovrintendente Colabianchi dall'altra. Il detonatore della tensione, sempre lei, la nomina di Beatrice Venezzi. Non si tocca, resta dov'è, ribadisce il sovrintendente. Passa indietro? No, assolutamente, certo, perché passa indietro? Okay. E ai 4 ex sindaci risponde così. La legge prevede che il sovrintendente possa procedere alla nomina di un direttore musicale. Non è previsto in alcuna normativa che debba consultare qualcuno prima di farlo. Quindi l'indicazione che danno i sindaci non è corretta. Le maestranze però non ci stanno, annunciano nuove proteste e denunciano la deriva gestionale del teatro. Certamente ci saranno nuove azioni di protesta, se veramente così dovesse essere e dovesse essere confermata questa presa di posizione di questo muro contro muro del sovrintendente, ce ne faremo una ragione. Noi continueremo con la nostra battaglia fino a che non otterremo dei risultati. La situazione è oramai rovente anche sul fronte degli emolumenti del welfare, ad oggi non ancora corrisposti. C'è la normativa che lo prevede, deve essere certificata il pareggio di bilancio, cioè questi soldi possono essere erogati solo se non comportano problemi dal punto di vista del bilancio. Quindi siccome il bilancio verrà definito nel consiglio che verrà stabilito per l'inizio dell'anno prossimo. È un teatro decisamente diviso. Questa è una gran sciocchezza, è chiaramente un atto ritorsivo, perché dal 2019, Covid compreso, e ricordo che nel 2024 abbiamo fatto 3 scioperi e il premio welfare non è mai stato messo in discussione, è sempre stato elargito, erogato. Una governance in trincea e una sovrintendenza che resiste mentre il malcontento cresce. A rimetterci ancora una volta rischia di essere il pubblico, fatto salvo il concerto di Capodanno. Il rischio è che poi il Teatro La Fenice diventi un campo di battaglia, perché poi ci saranno quelli che pro Venezia, sarà un vero delirio. E io spero che chi sta dirigendo tutta questa operazione si renda conto di a cosa stiamo andando incontro. Commercianti sul sentiero di guerra a Treviso, dopo i rincari decisi dalla giunta del sindaco Mario Conte, che li ha giustificati proprio parlando direttamente con i commercianti, che sono particolarmente irritati per gli aumenti dei parcheggi. Sentiamo cosa hanno detto Dania Sartorato, presidente provinciale di FIPE Confcommercio, e Stefano Camarotto, presidente degli artigiani. Sentiamo. Come categoria noi chiediamo che almeno gli aumenti abbiano una ricaduta sensibile per i pubblici esercizi in termini di verde, di arredo urbano e di decoro della città, in maniera che almeno ci sia una compensazione dei costi maggiori con un vantaggio in termini di fruibilità della città. Non nasconde il malumore, ma almeno chiede una compensazione. Dania Sartorato, presidente dei pubblici esercizi, uno dei settori più penalizzato dai nuovi aumenti cittadini che partono dal 1 gennaio 2026, aumenti che non prevedono più la sosta gratuita nella fascia pranzo.
Sicuramente le esigenze di bilancio le possiamo comprendere, chi non le comprende. Il tema vero è che ci troviamo così con una sorpresa sotto Natale, proprio come un pacco, senza che nessuno di noi abbia la percezione di averne minimamente discusso, con modalità che coinvolgono molte categorie. Nel caso specifico dei pubblici esercizi, chiaramente rimuovere la pausa pranzo libera nei park è un fatto che penalizza moltissimo. L'amaro in bocca resta anche per la mancata concertazione con il sindaco e la giunta, e se Cassugana giustifica gli aumenti con l'adeguamento delle tariffe dopo anni di stasi, la visione della FIPE è netta, la situazione è critica e soprattutto contraria ai proclami del primo cittadino. Vanno nella direzione della valorizzazione della residenzialità in centro, e quindi gli aumenti agli asili stridono, vanno incontro a favorire lo shopping e chiaramente il parcheggio a pagamento in ogni ora della giornata, anche questo, e poi appunto la ristorazione, che in questo caso appunto rappresento, che chiaramente è favorita da una pausa pranzo con parcheggi liberi e viene fortemente penalizzata dal passaggio a pagamento a tutte le ore. L'inflazione galoppante e i salari non adeguati diventano quindi un problema da affrontare con i nuovi rincari che peseranno su famiglie e imprese. Gli aumenti dei buoni pasto, gli aumenti degli asili nido, dei trasporti a fine anno hanno un'incidenza pesante in questo periodo che è molto duro per le famiglie. Ringrazio il sindaco Mario Conte e l'amministrazione comunale. Novità di qualche ora, ci ha invitato a un confronto con tutte le associazioni di categoria per discutere su questo argomento. La classifica dei migliori licei del paese, il Giovanni Battista Ferrari di Este è il miglior liceo d'Italia secondo la ricerca di Eduscopio 2025. Sentiamo. Il miglior liceo d'Italia per l'Eduscopio 2025 è Veneto. Si tratta del Giovanni Battista Ferrari di Este, in provincia di Padova, che conquista il primo posto nazionale con un punteggio di 94,45 su 100. A stabilirlo è la nuova edizione della classifica realizzata dalla Fondazione Agnelli. Il liceo Ferrari è uno scientifico delle scienze applicate, con l'informatica al posto del latino, che supera altri istituti di eccellenza collocati soprattutto in provincia, come lo scientifico Giovenale Ancina di Fossano, nel Cunese, e il Da Piaz di Feltre, nel Bellunese. Tra le grandi città si confermano invece i nomi più prestigiosi. A Milano il Berchet guida i classici e il Vorta resta primo tra gli scientifici. A Bologna spiccano il Galvani e il Copernico, a Firenze il Galileo e il Machiavelli. A Napoli il convitto Vittorio Emanuele II domina sia tra classici sia tra scientifici. A Torino il Cavour supera il Gioberti, mentre tra gli scientifici primeggia il paritario Edoardo Agnelli. A Roma per l'8º anno consecutivo l'Augusto Righi è il miglior scientifico, mentre il Visconti resta in testa ai classici. L'edizione 2025 di Eduscopio si basa sull'analisi dei risultati universitari di oltre 1.300.000 diplomati provenienti da oltre 8.000 scuole, distribuiti su 3 anni scolastici, per valutare quanto efficacemente ogni istituto prepara gli studenti al percorso post-diploma. Dal 5 dicembre tutti i servizi sanitari saranno implementati in vista dell'avvio della stagione invernale, mentre un esercito di professionisti, mezzi e strutture è pronto a scendere in campo per l'evento olimpico di Milano Cortina. Vediamo. Una stagione invernale speciale per la straordinarietà dell'evento olimpico. La sanità bellunese è pronta ai blocchi di partenza per affrontare al meglio delle sue possibilità il rush verso Milano Cortina 2026. Quest'anno 2 percorsi paralleli, uno classico e l'altro olimpico. È proprio così, uno classico, quello che praticamente facciamo ogni anno, aggiungendoci sempre qualcosa in più. Faccio ricordare per esempio l'ampliamento dell'attività dell'elisoccorso, che l'anno scorso si è limitata in un mese, 20 dicembre 20 gennaio, e quest'anno invece sarà presente Falco 2 dal 5 dicembre fino a fine marzo, quindi una presenza importante. L'altro percorso è quello appunto olimpico, che si affianca al percorso classico e che ci vede impegnati proprio principalmente per l'assistenza durante le gare. Soccorsi classici e soccorsi in pista garantiti in collaborazione con Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Soccorso Alpino. Quanto all'impegno olimpico, task force di personale e strutture
strutture e mezzi. Focus sul Codivilla Policlinico Olimpico, eredità fra le più importanti nel post giochi invernali. E sarà un ospedale con 86 posti letto, questo prevede la programmazione, 20 posti letto sono di area medica, con dei posti dedicati alla sindrome chimica multipla, al piede diabetico, con posti dedicati alla cardiologia, alla pneumologia, poi avremo 46 posti di chirurgia, dei quali appunto in parte dei surgery, in parte ortopedia e traumatologia, e poi 20 posti di area riabilitativa. I test sull'organizzazione sanitaria eseguiti a novembre hanno già dato risultati soddisfacenti. Durante il mese di novembre abbiamo approfittato delle prove che le varie squadre di bob, slittino e skeleton hanno fatto appunto sulla pista da bob, e quindi siamo stati presenti per appunto dare assistenza sanitaria, e quindi è stato veramente un test di prova veramente importante. Intanto dal 15 al 18 dicembre ci sarà un'ulteriore possibilità di verificare la macchina sanitaria in Val di Zoldo, sulle cui piste si svolgeranno le Universiadi con la partecipazione di 400 atleti da tutta Europa. Servizio di Tiziana Bolognani, responsabile della nostra redazione bellunese. Andiamo nuovamente in pubblicità, state con noi. E un po' di gossip a questo punto, tra commenti divertiti o sorpresi, sta facendo sorridere Treviso l'affermazione di Alfonso Signorini, giornalista di molti giornali e anche ex conduttore del Grande Fratello, che a proposito dei veneti ha detto: non sono buoni amanti. La frase è contenuta in un'intervista sul suo ultimo romanzo Amami quanto io t'amo, che è proprio ambientato a Treviso ed in altre città del Veneto. Sentiamo i commenti dei trevigiani, servizio di Marta Marangoni. Alfonso Signorini durante un'intervista ha detto che i veneti sono cattivi amanti. Che cosa pensa? Bah, ci mancava anche questa, ci hanno detto che siamo ubriaconi, che siamo questo, siamo quello, mancava anche questa. Non è vero. I trevigiani sono dei grandi amanti, bisogna dirlo, no? Ma no, ma perché dovremmo essere cattivi amanti? No, l'amore va ben oltre la geografia. Ce l'abbiamo anche noi dentro, come tutti gli esseri umani. E secondo te i veneti sono davvero cattivi amanti? Ma secondo me no, magari alcuni elementi, però non tutti, non lo so. Io personalmente non penso. Cattivi amanti in che senso, scusi? Cattivi amanti che non sono capaci? Bah, insomma, non credo, dai, ecco, mettiamola così. Non credo, Non lo so, però non ho sentito nulla, quindi non saprei il contesto in cui l'ha detto. Come fa lui a saperlo che siamo cattivi amanti, sinceramente? Non è veneto, no? Quindi non può saperlo, sinceramente. Ma no, non è vero. Non è vero. Non sono cattivi amanti, perché? Anzi, dici. Diciamo che non ho una così grande esperienza in campo, ma non vedo perché dovrebbero esserlo, insomma, ecco. Poi ci sanno fare anche i veneti? Ma sì, sicuramente. E viva i veneti! Non penso mica, siamo tutti buoni e bravi. E come amanti? Amanti, sì, dipende. Ma non so che statistica abbia lui e chi abbia trovato nella sua vita. Io non sono molto d'accordo, ma non so come dimostrarlo, mettiamola così. Vice sindaco Alessandro Manera, effettivamente non si capisce su quali fonti si sia documentato Signorini, che è stato comunque a Treviso in incognito per scrivere questo libro, almeno così ha detto. Regalare ai bambini qualcosa di proprio a chi non ha la possibilità economica di fare acquisti natalizi è l'obiettivo dell'iniziativa nata a Mussolente da Comune Caritas e da alcune famiglie. Mirko Cavallin. Sarà un Natale con un sorriso in più per 14 bambine e bambini residenti a Mussolente. Sono in arrivo per loro dei pacchi dono che il Comune consegnerà nei prossimi giorni tramite i servizi sociali e le Caritas parrocchiali. Il merito è di 5 splendide mamme del territorio che si sono messe insieme e hanno fatto una raccolta di giochi, cancelleria e quant'altro poteva essere utile per i ragazzi del nostro territorio, in particolare per 14 ragazzi che magari a Natale non ricevono
riceveranno sotto l'albero quanto i nostri figli, i nostri nipoti. Sono 8 le famiglie individuate per ricevere questi regali nati dalla generosità di una comunità che mette in pratica l'aiuto reciproco. I nostri figli generalmente hanno veramente un sacco di cose e quindi abbiamo pensato appunto di donare un sorriso a ragazzini che comunque magari non sempre hanno la possibilità di ricevere qualcosa di bello, qualcosa di concreto, qualcosa di sentito. Nel pacco non ci sarà un dono solo, ma più oggetti scelti in base all'età dei destinatari. Noi siamo estremamente fortunati e privilegiati ed è giusto che anche chi è meno fortunato abbia la possibilità appunto di poter sorridere almeno a Natale sotto l'albero. L'intera comunità di Altivole ha festeggiato il nonno alpino della Marca, Alfredo Visentin del battaglione Belluno, che ha compiuto la bellezza di 107 anni. Lucio Zanoni. Alfredo, quanti anni compi tu? 107. Auguri Alfredo! Quando è l'età a fare notizia? Perché Alfredo Visentin, nato il 2 dicembre 1918, oltre ad essere il secondo trevigiano più longevo, è sicuramente il nonno degli alpini della Marca. Una giornata speciale quella di oggi a Casale di Altivole, dove vive in maniera autonoma nella sua casa con annesso pollaio e orto che continua a coltivare. A sostenerlo le 3 figlie, Lina, Milena e Diana, dopo la scomparsa nel 2014 della moglie Ida, che aveva da poco tagliato il traguardo dei 99 anni. E tanti saluti da un vecchio alpino del 7° alpini, battaglione Belluno. Per questo, oltre ai tanti auguri ricevuti oggi dalle Penne Nere, in particolare del gruppo di Altivole di cui è cofondatore, domani sera riceverà la visita del presidente nazionale degli alpini Sebastiano Favero e del presidente della sezione di Treviso Franco Giacomin. Grazie a tutti per gli auguri dei miei 107 anni. Complimenti, complimenti davvero, ci metteremo tutti sotto una... Non tutti forse vogliono arrivare a quella soglia, fino lì, però insomma. Vediamo invece gli ospiti di questa sera Focus: Leopoldo Bottero, Vinicio Corrent, Ivan Palasgo, Giuseppe Marra, Alberto De Franceschi. È tutto per oggi, grazie molto ai nostri registi Tony Esposito e Italo Morao. Ci vediamo stasera Focus alle 21:15. Buona giornata.